È più facile costruire una chiesa che non un campanile. Il campanile è più rischioso, più faticoso, più pericoloso. Poi è alto, Grazie. sicurezza. E allora lui ha detto: non si preoccupi, sono i buoni tecnici che faranno del loro meglio. E così praticamente è nata la cosa, che però è stata difficile perché anche la nostra opera al suo interno, cioè il presidente prima di tutto, il tecnico interno nostro ha cominciato a dire: ma con dei volontari non si è sicuri, ci vuole tutta la sicurezza che adesso guarda molto, il pericolo, insomma siamo andati lungo per alcuni anni prima di cominciare i lavori. Poi alla fine sono partiti. Il nostro vicepresidente, che è un po' più giovane e più coraggioso, si è preso lui la responsabilità, ha firmato lui al posto del nostro presidente, così sono partiti. E quanti anni ci è voluto per farlo? Il 13 aprile dell'anno scorso, il 14, hanno cominciato praticamente con la benedizione della prima pietra, poi via, hanno lavorato, si può dire, giorno e notte. La moglie di Michetti, che doveva fare solo la cuoca per quelli che lavoravano, ha fatto la cuoca, la segretaria e la manovale. Alla fine ci sono voluti 6 mesi, un anno? Fare di tutto. 6 mesi, un anno si è fatto tutto. Ha fatto un po' di tutto la moglie di Michetti. E lui, che è lui geometra, anche lui faceva muratore, manovale, faceva di tutto, carpentiere. E alla fine quanto ci è voluto per fare tutto? Per fare solo il campanile quanto ci è voluto? Per costruirlo 6 mesi, un anno? Per costruirlo? Ha cominciato il 13 aprile del 2014, sì. È stata la prima inaugurazione, il grosso, con le campane già in funzione, il 26 ottobre. Quindi pochi mesi, 6 mesi, sì. Neanche. Che c'è stata la volontà di tutti di fare. Le rifiniture le faremo poi durante l'inverno, primavera, il 12 aprile, oggi facciamo l'inaugurazione ufficiale. Oggi siamo qui per fare proprio i ritocchi. Ma ci sono dei campanari su adesso? Sì, non vedevano l'ora di suonare. Infatti ho visto. Dai stavolta!
Giacinto Montanelli, che fu allievo di padre Marella, di lui disse: a Marella non interessava tanto la cultura quanto l'uomo. Ho deciso di partire proprio da qui, dall'uomo, perché è tramite esso che spesso si hanno le più toccanti manifestazioni del divino. Questa frase, a parer mio, ben sintetizza quello che valeva la pena rappresentare, ossia il volto di padre Marella e il volto di padre Gabriele, senza aggiungere nient'altro. Lo sfondo è formato da 4 lastre di marmo policrome, di uguale lunghezza e larghezza. Esse rappresentano l'alternarsi degli eventi della vita, la luce e l'ombra, la gioia e la tristezza, l'amore e l'odio, le avversità e la vittoria. Il ritratto di padre Marella, in altorilievo, è collocato nella parte bassa, a sinistra, quasi per intero nella fascia grigia, in ombra, nella zona dove si deve lottare contro l'incomprensione di chi, invece, dovrebbe comprendere, lottare anche solo per poter dare e donare se stessi. Qui per lunghi anni padre Marella ha dovuto e voluto operare.